Siamo in collegamento con Maurizio Polo, il titolare del laboratorio Bioenologia 2.0. E ci racconti com'è nata l'idea di un servizio così particolare? Voi producete e spedite anche a domicilio il vostro lievito dalla vostra sede di Oderzo. Sì, noi lo facciamo dal 2012, produciamo lieviti in crema con un nostro know-how particolare, tutto italiano, e produciamo lieviti da vino, da birra e anche lieviti probiotici. Quella del pane ci è venuta perché ultimamente, diciamo, questa scarsità constatata anche da noi di persona nella grossa distribuzione di lievito per panificazione, proprio in questo momento in cui la gente è chiusa in casa, si fa il pane, si fa la pizza, e io stesso da 2 o 3 mesi mi faccio il pane con questo lievito che abbiamo isolato, diciamo, in natura, e la qualità è meravigliosamente sorprendente. Quindi abbiamo detto, ma se noi e molti altri hanno già provato questo lievito da pane e si trovano molto bene, il pane dura 4 giorni in più del normale, ha una fragranza in più, ha contenuti di glutatione molto più elevati rispetto alla panificazione normale. Perché non proporlo? Dato che il canale distributivo con i Corrieri Espressi noi copriamo tutta Europa, puoi vedere che qui nella nostra marca o dintorni, cioè noi abbiamo nel Triveneto, quindi nella zona di Trentino Alto Adige, Friuli e tutto il Veneto, abbiamo consegne giornaliere con i nostri corrieri all'interno dell'azienda. Quindi corri per consegnare la birra, il lievito da birra, corri per consegnare il lievito da vino, possiamo farlo anche con il lievito da pane. Questa è un'idea che fa sì che abbiamo solo aumentato un brand di produzione, ma il sistema produttivo è pronto a fare qualsiasi tipo di lievito. Quindi voi come riuscite a produrre il vostro lievito? Avete un laboratorio nell'azienda che si trova ad Oderzo, giusto? Sì, noi abbiamo un laboratorio di sviluppo, di ricerca e sviluppo che si chiama Laboratorio Polo, e poi una volta studiati i ceppi che noi ricerchiamo in natura, nei fiori, li produciamo nel nostro impianto sempre in Oderzo, Bioenologia 2.0, che è un segmento della nostra azienda, e lì li produciamo con un sistema che abbiamo inventato noi, quindi non in maniera industriale ma molto artigianale, quindi rispettando il lievito, non seccandolo, quindi tenendolo in forma cremosa. La forma è come quella di uno yogurt. Abbiamo qui un campione, se possiamo far vedere che è come lo yogurt della Yomo, ed è una cremosità molto interessante. E qui abbiamo un lievito perfettamente vivo, profumato, e dà al pane un profumo tutto suo, nel senso dà un profumo veramente unico, mentre il lievito secco che si trova dà un gusto di secco, di brodo, ha un odore un po' particolare. Infatti il pane fatto in casa con questi lieviti secchi non viene mai uguale al prodotto, diciamo, del panificio. Insomma, il panificio viene più buono. Questo invece ribaltiamo la situazione, è più buono quello che si fa in casa rispetto al panificio.